Vicenza-Sarajevo è una realtà che negli ultimi lustri ha veramente messo assieme sensibilità, culture, ma soprattutto ha portato aiuti concreti in una situazione, in una città che è stata veramente martire nel secolo scorso. Parlare con le persone che hanno subito l'assedio, ai bambini che l'hanno visto e sono cresciuti con un assedio è importantissimo, e promuovere la cultura della pace in questo momento è di assoluta attualità. Con le guerre che purtroppo abbiamo alle porte d'Europa, con questo messaggio di riarmo dell'Europa che è un messaggio dal mio punto di vista antistorico. È bene lavorare su questi temi, è bene far comprendere quanto brutta e quanto devastante sia una guerra come lo è stata nei Balcani nel secolo scorso, e quanto invece dobbiamo lavorare perché le persone, le culture, le istituzioni lavorino assieme invece per il bene dei propri cittadini. Il ruolo è quello di mettere in parallelo a quell'attività, diciamo, che da 30 anni svolgiamo, che è quella sia di sviluppo economico, quindi con interventi che possano in qualche modo dare più autonomia anche economico-imprenditoriale, e sia quelli invece di assistenza vera e propria, cioè per le persone in grande difficoltà economica o sanitaria. Ci è venuta un po' questa idea di dire: ma in parallelo non sarebbe utile anche diffondere questo tipo di attività, perché uno si chiede: ma perché andate in Bosnia e Erzegovina? Allora il tema che è emerso è quello di portare due grandi valori: la cultura come valore, quindi quello delle arti, e quindi lo scambio di esperienze che vengono fatte e che hanno valore universale, perché la musica non è di nessuno, è di tutti, fortunatamente, e tutte le cose, la letteratura, eccetera, e dall'altra parte questo tema della pace, che purtroppo sta diventando sempre più attuale, perché ormai è una parola quasi imbarazzante, no? Ecco. E quindi credo che il dire perché facciamo certe cose, che chiamiamo il fare il bene, ecco, in realtà bisogna tradurlo proprio in un discorso di tipo culturale e di valore, che è la pace. Noi crediamo profondamente che il futuro dell'umanità è la pace, non è certo l'armarsi, non è certo il fare le guerre, anche se da sempre purtroppo l'umanità continua un pochino a confrontarsi su questi confini, no, che sono sempre motivo di guerra. Noi siamo nati praticamente in modo informale durante la stessa guerra, e quindi parliamo tra il 92 e il 95, e poi con il fatto di accogliere dei bambini nelle famiglie abbiamo preso l'onda lunga, abbiamo avuto delle persone straordinarie come appunto Sante Bressan, che si è buttato anima e corpo su tutta l'attività, e continuiamo da 30 anni a fare questo ancora con entusiasmo. Il nostro contributo riguarda la parte teatrale del progetto. Si tratta di una serata che faremo al Teatro Astra il 10 di maggio, che conclude tutto il progetto, con due appuntamenti. Il primo è Fiori Rossi sulla pelle, che è un breve lavoro di drammaturgia, interviste e video che Carlo Presotto, direttore artistico della Piccionaria, e Paola Rossi hanno fatto subito dopo la guerra, e il secondo è lo spettacolo di Roberta Viaggiarelli e Sandra Fabiani, Pasi Sniper, che racconta il momento dell'assedio ed una storia, diciamo, di relazione lontana tra persone assediate e Cecchino. Sono un momento importante per parlare di quello che è successo all'epoca, ma di farci riflettere anche sul momento che stiamo vivendo, un momento in cui sembra che le guerre stiano tornando in maniera prepotente nella nostra realtà.